Dove c'è lei ci sono omicidi. Lei è curiosa e riesce sempre a risolvere i casi della più varia natura. Riesce ad individuare mediante indagini, prove e astute domande l'identità del colpevole. Ce la farà anche questa volta? Lo chiediamo direttamente alla signora in giallo che è collegata con noi. Pronto, assassini! Assassini! Non ci sono assassini qui in radio, signora in giallo, ci sono solo verità che lei cerca di trovare ogni volta, ma ogni volta mi sembra che qualcuno prenda delle padellate. Io non vorrei che anche questa volta, signora Fletcher, ti pareva? È ritornata anche lei? No. Buonasera signora, ma come sta? Come la sta? Buonasera. Cari, finalmente ci risentiamo. Sapete, in questo periodo di primavera, spring, c'è un certo calo. Un calo o un calo, certo. Con l'arrivo calo, poi con perché lei sa un po' calo, con l'ora di Greenwich dopo sì, l'ora Greenwich. del legale, Greenwich. A proposito, lei ha cambiato l'orologio? Ma certo, caro. Dal braccio sinistro a quello destro. La mia non era, Forse non ha capito, è un modo di dire, ha spostato l'ora in avanti. Ah no, pensavo si dovesse anche cambiare l'ora, non pensavo. Ecco, allora, è per questo che sono arrivata un'ora in ritardo all'ultimo omicidio. Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Allora, gli è sfuggito un'ora. Comunque, mi raccomando, prenda, signora, visto il cambio appunto dell'ora, prenda qualche costituente. Insomma, c'è bisogno in primavera, alla sua età. Ma io confido nella mia collezione inglese breakfast e anche nel vostro vino italiano. Vedi il vino come lo ricorda anche lei, il Vinitaly, che vedi. Come del nostro vino? Cosa ci racconta di questo? Ma sì, ragazzi, per stare in forma io bevo sempre ogni mattina un ottimo bicchiere di Durello. Sapete, io sono una donna soave, ma adesso, right now, io sono una donna fugata, una donna fugata. Sì, perché non sono nella mia casa di Cabot Cove. Lei non c'è mai a casa sua, perché è sempre, come lo immaginavamo, lei è sempre in giro e a scrocca di case degli altri, e quindi ma cari miei, ma voi siete dei giocosi. Questa volta io mi trovo a Belluno, a casa a Belluno di un famoso politico, adesso è un po' in pensione, l'onorevole Giulio Tremonti. Right now, adesso sto entrando nella sua casa e cosa succede? Allora, che urlo! Ma Giulio Tremonti, lei mi ripete l'urlo per cortesia, che non ho sentito bene? Per caso non ha mica trovato un altro morto? Maybe, forse sì, un cadavere. Un cadavere? Sì, sotto la porta d'ingresso. Secondo me è bianco. Bianco? Caucasico. Razza caucasica. Sembra morto. Ma attenzione, sembra che si risvegli. Sta facendo dei conti a mente. Risolve equazioni difficilissime. Proiezioni azionarie. Ma secondo me, signora, si sta risvegliando. Ma chi è? Ma succede anche cosa? Chi è? Ma che sta succedendo? Ci deve essere un dettaglio che mi è sfuggito. Sì, che si è risvegliato probabilmente. Infatti, sta parlando. Sentiamo. Tremonti sta parlando. Sentiamo. Adesso che non sono più ministro dell'economia, posso sparare tutte le cavolate che voglio, tanto nessuno ci fa più caso. Come dicevo sempre, noi in economia dobbiamo prendere esempio da Ulisse. Vi ricordate Ulisse? Fece una scelta radicale, giocò d'azzardo e puntò tutto su un cavallo, e questo cavallo era di padre certo, ma di madre Troia.
Cosa sta succedendo? Cos'è questo rimbombo? Ma cosa signora? Ma cosa sta facendo? Le ha dato ma cos'è, una serie di padellate a Tremonti? Ha fatto fuori Tremonti? Sì. Ma cari ragazzi, nella Bibbia, libro dell'Ecclesiaste 1:10, riecheggia la famosissima frase: sì? Oggi niente di nuovo sotto il sole, ma qui c'è sempre un nuovo morto. Era registrata. Che è entrato qui. E salutiamo allora la signora Fletcher. Mamma che padellate. Ciao signora Fletcher, ciao. Ciao.